Cosimo Chiefa, mister dei giovanissimi regionali professionisti 2000, situazione in classifica? Primi credo, però non è che sia Al Padova è difficile non essere primi. Non è così, perché giochiamo contro società professioniste, quindi c'è sempre e comunque un confronto importante. Quest'anno stiamo andando bene, ma non è quella la cosa più importante, è la loro crescita la cosa più importante. Infatti questi ragazzi sono alle medie, come riescono a conciliare scuola, che comunque si fa sempre più difficile, e gli allenamenti al Padova? Solo con la grande passione che hanno nel gioco del calcio, non credo che ci riuscirebbero se non avessero passione nel gioco del calcio e riuscire a conciliare nei momenti in cui sono liberi dagli allenamenti di studiare anche per il giorno dopo quando hanno gli allenamenti, quindi è soltanto la grande passione che li porta a essere anche bravi a scuola. Una cosa che mi preme dire è che a ogni fine anno, quindi a dicembre, quando c'è la fine del primo quadrimestre, noi pretendiamo dai ragazzi la copia delle pagelle per poter valutare l'andamento scolastico, che ci preme moltissimo, oltre all'aspetto calcistico. Sono con Paolo Birra, l'allenatore dei giovanissimi regionali 99. Allora, le prospettive di inizio campionato sono state rispettate? Ma per adesso sì, l'importante poi dopo alla fine è sempre la crescita dei ragazzi, vedremo a fine anno come si conclude. Infatti voi non siete solo degli allenatori, ma siete anche degli educatori, perché il Padova ci tiene molto a questo aspetto. Assolutamente è fondamentale per la crescita del giocatore prima formare l'uomo, altrimenti non c'è modo di poter crescere veramente. In questa età i ragazzi come sono? Che è un'età un po' difficile? No, sono bravi, sono rispettosi, anche perché sono ragazzi selezionati e noi ci curiamo molto del fatto che siano soprattutto primariamente che siano anche dei ragazzi con caratteristiche importanti sotto l'aspetto umano e non solo sotto l'aspetto calcistico. Quindi tra poco arriva la pagella? Tra un po' arriva la pagella, ebbene sì, tra un po' arriva la pagella e dovremo controllare. Scappin Gianmarco, che è il capitano dei 99 regionali. Allora, come va la classifica? Beh, stiamo andando bene perché siamo primi in classifica, abbiamo anche una partita in meno e secondo me stiamo facendo molto bene. Tra un po' dovete portare la pagella al mister però. Sì. È peggio che giocare una partita. Sì, no beh, siamo tutti bravi qua a scuola più o meno. Se no non potreste giocare al Padova. Beh sì. Massimiliano Saccon, allenatore degli esordienti 2002, gli addetti ai lavori mi dicono che lei è un grande allenatore con molta esperienza. Il grande allenatore, ringrazio chi l'ha detto, lo giudicano gli altri per l'esperienza, questo è l'8º anno qui e quindi insomma qualcosa di mio ci ho messo. E sappiamo che al Padova non conta tanto la classifica quanto la formazione dei ragazzi, è vero? Sì, in effetti noi come tornei campionato non abbiamo una vera e propria classifica, andiamo chiaramente a punteggio, però quello che ci interessa è chiaramente la crescita dei ragazzi sia a livello collettivo che a livello proprio individuale, quindi siamo sulla strada giusta, l'atteggiamento è buono, abbiamo tanta strada ancora da fare, però siamo qui apposta. Buon Natale! Auguri! Buone feste, Presidente! Buon Natale! Buon Natale! Auguri, Presidente! Tanti auguri a tutto il calcio Padova! Francesco Beltramelli, mister dei Pulcini 2003, come si allenano dei bambini così piccoli con questo freddo? Sono bravi, il caldo ce l'hanno dentro, per cui viene tutto facile. Corrono tanto? Corrono tanto, si scaldano, a differenza nostra che facciamo un po' più fatica. Come va la classifica? Bene, questa categoria non ha la classifica, per cui il loro obiettivo è divertirsi, giocare assolutamente, e se non qualche torneo magari più con squadre professionistiche dove qualche classifica c'è, però insomma. Tra un po' arriva la pagella anche. Tra un po' arriva la pagella, cosa importante per loro e su cui puntiamo molto, e per cui lo sanno e cercano di fare il massimo sia a calcio che a scuola. Viva Calcio Padova! Auguri a me stesso. Buone feste! Auguri al Presidente. Buon Natale! Buone feste! Tanti auguri! Buon felice anno nuovo! Ti aspetto, Babbo Natale! Tanti auguri!
Auguri ai miei amici. Auguri, voglio lo stipendio. Merry Christmas and Happy New Year. Happy Christmas for black and white. Alberto Naviuzzi, mister dei Pulcini 2004, come ci si rapporta con dei bambini così piccoli? Ma secondo me è importante usare molto il linguaggio di fantasia. Loro fanno fatica magari a capire il linguaggio degli adulti, quindi con loro cerco di rapportarmi con un linguaggio fantastico dove loro cercano di immaginarsi animali piuttosto che piante, cose, e così riesco ad avere un canale di comunicazione con loro, insomma. Su cosa ci concentrano gli allenamenti? Beh, prevalentemente sulla parte coordinativa e sulla parte di tecnica individuale, e poi però qualche volta utilizziamo anche dei giochi collettivi per comunque insegnargli a stare in campo e a gestire anche lo spazio grande, insomma, del campo. Ci sono già dei bambini promettenti? È difficile da dirlo a questa età, ci sono dei bambini che sono cresciuti tantissimo, alcuni crescono prima, altri crescono, ci mettono un po' di più, però in generale insomma sono contento e speriamo che per loro insomma la crescita continui e sia la più grande e la più lunga possibile. Tanti auguri e buon Natale a tutti. Tanti auguri, Presidente.